particolare nella Bergamasca. Sull'emergenza e polemica tra il governatore della Lombardia Fontana e il sindaco di Milano Sala. E allora vedete inquadrati i nostri inviati. Partiamo proprio da Bergamo. In diretta per noi c'è Stefania Battistini. In Lombardia la curva non flette ancora verso il basso, ma sicuramente la crescita rallenta, c'è un consolidamento della crescita, i decessi rimangono invariati, tragicamente anche ieri sono morte 400 persone, c'è però da notare un rallentamento, una minor pressione su pronto soccorso e terapia intensiva. Il governatore Fontana intanto risponde alle polemiche sulla mancata zona rossa, sulle richieste di chiarimenti, sul perché non sia stata fatta autonomamente dalla regione. Fontana risponde: noi l'abbiamo chiesto al governo, non si può scaricare tutto sulla regione, poi attacca: da Roma per noi soltanto briciole. C'è un altro tema in discussione sul tavolo della politica tra il governatore Fontana e il sindaco Sala. Al centro c'è proprio questa lettera di 7 sindaci di centrosinistra che chiedono chiarimenti sulle mascherine, su chi le deve fornire in questo momento, la regione e il governo, la regione attraverso il governo, sul numero dei tamponi, chiedendo più tamponi per tutti i medici e per i dipendenti delle RSA, ma soprattutto, dice Sala, il test sugli anticorpi che sono già partiti in Regione Veneto e in Emilia Romagna, servirebbero proprio per mappare chi già è stato colpito e quindi sarebbe guarito e immune dal virus. Queste le due polemiche politiche sul tavolo. A Cremona ora